Ormai è certo, gli studenti dell'IP Enrico Fermi di Agrigento potranno iniziare il nuovo anno scolastico 2014-2015 nella nuova sede della zona industriale. Il percorso risolutivo dei problemi logistici ed organizzativi legati alla ristrutturazione e all'adeguamento della struttura, che ospiterà circa 1200 studenti, procede con impegno. E stamane conferenza di servizi alla provincia regionale di Agrigento per affrontare i problemi legati alla sicurezza della viabilità di accesso alla scuola. Stiamo predisponendo tutto quanto serve al trasloco delle Pia Fermi nella zona ASI. Naturalmente ci sono dei problemi legati alla viabilità e alla sicurezza in generale e al trasporto, per cui oggi c'è questa conferenza di servizio con tutti gli enti interessati in modo tale da porre le basi per la soluzione di questi problemi. Cosa chiedete? Chiediamo innanzitutto che ci siano le condizioni migliori per quanto riguarda la nuova allocazione delle Pia Fermi, quindi chiediamo che il tratto di strada che porta alla zona ASI venga messo in situazione di normale amministrazione, se così posso dire. Chiediamo naturalmente l'intervento dei pullman che partono dai paesi e a partire soprattutto dall'azienda Tua Trasporti Agrigentina. Abbiamo problemi naturalmente di spostamento di una comunità di oltre 1200 ragazzi, famiglie e studenti, e quindi chiediamo che prima dell'inizio del prossimo anno scolastico tutto possa essere risolto.